Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, conducono Rossella, Gianluigi e Stefano. Qua abbiamo ancora la scritta Omar, che salutiamo. Omar, ciao Omar. Ma abbiamo con noi nel cestello Stefano. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Nel nostro cestello c'è anche Rossella, sentiamo un po' la voce di Rossella che è un po'... Eccomi qua, forte e chiara. Sì, hai preso un po' di freddo però sulla mongolfiera. E quindi anche questa sera i nostri ospiti, vi ricordo che alla fine abbiamo anche il messaggio di Sami da Gaza. Direi di andare subito con il primo brano, Arewa di Giulia D'Alessandro, che salutiamo, che sappiamo già che ci ascolta e ci tagga, ci condivide la nostra trasmissione. Giulia D'Alessandro. L'ultima alchimia, siamo angeli diversi in questa assurda periferia. Il tempo così malato che consuma tanta energia. Presto ferma un solo istante e l'autunno è arrivato già. Tra fiamme scintillanti che oltrepassano la realtà. Resto immobile, ma io vedo te che oltrepassa in me l'invisibile ed è uguale alla mia folle età in questa realtà invisibile. Ti dico ruolo, l'estate vola via, ti dico ruolo, tra danza e poesia, siamo anime diverse, la più assurda allegria, pronti a fare tutto per questa nostra alchimia. L'aria si fa pesante, mentre il vento si solleva già, tra bagliori accecanti, il vortice ci travolgerà. Resto immobile, ma io vedo te che oltrepassa in me l'impossibile ed è uguale alla mia folle età in questa realtà invisibile. Je reste immobile, pourtant je te vois, l'impossible qui l'emporte sur moi. Ed è uguale alla mia folle età in questa realtà invisibile. Bene, salutiamo anche la Giulia e passiamo con la nostra mongolfiera. Voliamo subito a Bologna. A Bologna troviamo il nostro primo ospite, il signor Sergio Orsini. Buonasera Sergio. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Benvenuto a bordo. Sergio Orsini è il presidente della Società Speleologica Italiana. Abbiamo già parlato qualche settimana fa di grotte.
Ma stasera invece vogliamo parlare proprio di acque sotterranee. Abbiamo scoperto che sono una risorsa molto importante e adesso vogliamo farci raccontare un pochino dove sono, quante sono, anche rispetto ai ghiacciai, diciamo. Allora, l'associazione che rappresento è un'associazione di protezione ambientale che si occupa appunto delle grotte. Nelle grotte c'è la storia, la nostra storia, c'è le indagini sul clima attuale, clima passato, e c'è la bellezza dell'acqua. L'acqua forma le grotte con una reazione chimica. L'acqua che piove è leggermente ricca di anidride carbonica, penetra nel terreno, si arricchisce ancora di più, incontra gli strati dei carbonati di calcio e li scioglie. Dopodiché, quando arriva in un vuoto, c'è il processo inverso e questi carbonati si depositano e formano poi le stalattiti, le stalagmiti, le concrezioni che formano gli arabeschi delle grotte. Quindi l'acqua ha origine dalla pioggia, ma ha anche origine dal sottosuolo profondo. Quindi dividiamo l'acqua in acqua ipogenica e in acqua epigenica. Epigenica se viene dall'alto, ipogenica se viene dal basso verso l'alto. Anche quest'acqua ipogenica crea dissoluzione nei terreni calcarei e forma questi vuoti. Poi questi vuoti servono all'acqua per scorrere, per arrivare fin dove poi fuoriesce, cioè dove ci sono le sorgenti. Noi studiamo l'acqua, la studiamo, ne facciamo indagini approfondite, perché è anche una nostra prerogativa quella di scoprire le grotte seguendo il percorso dell'acqua. Un altro sistema per seguire il percorso delle grotte è percorrerle seguendo l'aria. Però qui stiamo parlando di acqua, quindi continuiamo col discorso acqua. L'acqua continua la sua dissoluzione nei carbonati e forma torrenti, laghi, cascate, fino a formare dei contenitori sotterranei immensi in cui quest'acqua viene custodita. Tanto per fare qualche esempio, c'è vicino in provincia di Udine una sorgente che si chiama la Pollaccia, che fa uscire 800 litri al secondo. Raggiunge una profondità di 135 metri, è stata esplorata dagli Speleosub con delle attrezzature molto tecniche. Ce ne sono anche altre, abbiamo per esempio la sorgente di Sugologone in Sardegna, questa spara fuori 8.000 litri al secondo. Poi c'è il Gorgazzo, c'è il complesso in Sardegna, Buemarino, Sumolente, Codole di Luna. Ce ne sono tante di queste strade che l'acqua percorre per arrivare fino alle sorgenti. C'è un posso problema. chiedere una cosa? Ma sì? Queste acque quindi sono belle perché formano le grotte, formano questi ambienti molto affascinanti, ma sono anche utili. Dunque, queste acque dovrebbero in teoria essere pure. Poi qui purtroppo entrano in gioco gli inquinamenti dell'uomo. Abbiamo delle grotte che vengono utilizzate, per esempio, come discariche, non soltanto con lavatrici o macchine, ma anche con residui chimici, con vernici, con oli,
ci sono delle grotte che sono state inquinate anche con idrocarburi. Se non ci fossero tutti questi inquinamenti, le acque possono arrivare tranquillamente alla sorgente ed essere pronte per essere bevute. Quindi l'acqua nel suo percorso in grotta è pura, è l'uomo che la inquina. E quindi noi abbiamo lanciato molte campagne, puliamo il buio, le chiamiamo, perché incentiviamo i nostri soci a fare queste operazioni, che sono state tante nel passato e continuano a essere anche oggi. L'acqua quindi che esce da che segue questo percorso sotterraneo e che arriva alle sorgenti è acqua pura, è acqua buonissima, ed è importantissima perché oggi siamo arrivati al punto che l'85% dell'acqua potabile che esce dai nostri rubinetti viene da queste sorgenti o da pozzi che vengono scavati fino ad arrivare dentro i vacui dove quest'acqua è imprigionata. Quindi l'acqua di origine carsica è fondamentale per la vita di tutti noi, di tutti i cittadini. Quindi non so come posso ancora spiegarvi la sua importanza. Noi comunque ci stiamo dando molto da fare, controllandola, seguendo i suoi percorsi. Tracciamo i percorsi delle acque, per esempio, con la fluoresceina sodica, che è un colorante assolutamente innocuo, e con questo colorante noi riusciamo a capire se un'acqua che penetra in un certo punto fa un certo percorso e esce in un altro punto, quindi conosciamo il percorso che fa quest'acqua e questo ci aiuta anche a risolvere eventuali problemi di inquinamento. Se noi sappiamo dove passa quest'acqua, se arriva alla fonte che è inquinata, possiamo tranquillamente andare a ritroso, fare la ricerca e scoprire che cosa è che la sta rendendo non potabile. È successo per esempio una volta che una sorgente l'abbiamo trovata inquinata con idrocarburi. Seguendo nel percorso sotterraneo abbiamo scoperto che c'era una cisterna di nafta in un posto molto lontano dal punto in cui questa sorgente usciva, e questa cisterna perdeva questo liquido. Questi idrocarburi percolavano all'interno, arrivavano fino nei percorsi dell'acqua della grotta e poi fuoriuscivano decine di chilometri più avanti, inquinando la falda e la sorgente. Quindi noi ne studiamo i tracciati, abbiamo fatto anche delle indagini su quelli che sono gli acquiferi sparsi un po' in tutta Italia. Abbiamo redatto una carta dove abbiamo indicato dove ci sono queste risorgenti. Non so cosa vi posso ancora dire. Scusa, gli acquiferi sono le risorgive? Gli acquiferi sono le risorgive, sì. Poi volevo chiedere, oltre a quelli che buttano appunto volontariamente delle cose inquinanti, ci può essere anche un problema di pesticidi in agricoltura, nel senso che colano nel terreno? Sì, è praticamente la stessa storia di chi va a inquinare le grotte. Anche un uso eccessivo dei pesticidi che vengono sciolti con le acque piovane e li fanno penetrare, queste acque li fanno penetrare fino alle sorgenti, quindi possiamo trovare dei residui di pesticidi, dei fosfati, che sono residui dei concimi, non solo dei pesticidi ma anche dei concimi, che arrivano fino nelle acque sotterranee e fuoriescono alla sorgente, quindi anche questo è un altro problema. Ecco, per le vostre analisi, che mi sembra
debbano essere molto accurate. Avete delle strumentazioni vostre o collaborate con l'università o con qualche altro ente di ricerca? Allora, noi facciamo, le nostre indagini si fermano alla conducibilità elettrica, che ci fa presente se ci sono o non ci sono sali disciolti, in che quantità sono disciolti. Utilizziamo le cartine di tornasole per fare il pH. Poi invece se ci sono fosfati o se ci sono nitrati o se ci sono dei colibatteri, quelli dobbiamo andare a un laboratorio di analisi. Un altro inquinamento che è di questi ultimi 20 anni, ed è un inquinamento molto subdolo, sono le microplastiche. Le microplastiche non sono molto spesso visibili, ma percorrono queste strade sotterranee, arrivano alle sorgenti e noi le beviamo. Non è molto igienico berle. Voi sapete che anche c'è questo problema in mare. I pesci mangiano plastica in continuazione e poveretti non stanno molto bene. E anche noi stiamo purtroppo incominciando a mangiare molta plastica, molto microplastica, perché queste microplastiche si staccano dai tessuti, sono dentro le creme, per esempio le creme, anche una crema, anche una crema solare dentro ha delle particelle di microplastica. Quindi sono diventate subdole ma molto presenti e stiamo studiando un pochettino, stiamo facendo delle indagini molto più approfondite per la ricerca di queste microplastiche. Abbiamo trovato un po' di resistenza in giro, perché andare a dire che una sorgente è inquinata dalle microplastiche non fa molto piacere. Quindi noi per ora il nostro lavoro lo stiamo facendo, poi i nostri risultati li mettiamo a disposizione di tutti e chi li vuole basta che ce li chieda e noi siamo aperti, assolutamente aperti. Per questo le chiedevo, cioè tutto questo lavoro appunto deve servirsi, come diceva, di laboratori, e questi laboratori dovete pagarveli come associazione, ci sono dei finanziamenti, c'è l'università che collabora, tutto volontario? È tutto volontario e l'università di solito quando fa un'analisi vuole essere pagata. Se fa un'analisi, per esempio, microbiologica per cercare batteri, solfobatteri, colibatteri, un'analisi di un campione costa 250 euro. Poi va ripetuta altri 250 euro, quindi si fa presto per fare un po' di analisi e arrivare a dover mettere in conto 1000 euro. Ma avete dei bilanci allora? Noi i nostri bilanci, noi ci sosteniamo con le quote dei nostri soci. Noi abbiamo 3.500 soci che pagano una quota. Con questa quota noi sosteniamo la ricerca, perché distribuiamo anche dei finanziamenti per fare queste indagini. Chi ci presenta un progetto, noi lo aiutiamo finanziariamente a portarlo a termine. In più il 5 per 1000 che noi riceviamo, tutti gli anni noi lo devolviamo a progetti di ricerca. Quindi noi ci mettiamo un po' delle quote, il 5 per 1000, e poi cerchiamo anche dei finanziamenti in giro. Il Ministero ogni tanto ci dà qualcosa, ma è ben poca cosa. Se noi volessimo fare delle indagini molto approfondite avremmo bisogno di finanziamenti ben più corposi. Purtroppo siamo sempre lì. In Italia la ricerca è messa da parte. Ci lamentiamo giustamente perché le ricerche non sono finanziate.
Comunque c'è la possibilità quindi di aiutare la vostra associazione con il 5 per 1000 allora. Sì, noi il 5 per 1000 lo devolviamo sempre, noi non incassiamo molto perché incassiamo attualmente, poi magari se voi fate un po' di pubblicità e ci arrivano un po' più di soldi, basta scrivere il nostro codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi ed è fatto. Noi adesso, per esempio, abbiamo ricevuto, ci è stato liquidato dall'Agenzia delle Entrate il 5 per 1000 del 2023 pari a 3.000 euro, e questi 3.000 euro noi abbiamo fatto un bando per i nostri soci per finanziare appunto delle ricerche. Va bene, quindi questo lo mettiamo magari nei commenti di YouTube, così chi si è lasciato ispirare, perché poi l'acqua sembra, se si pensa a qualcosa di puro, di pulitissimo, è l'acqua, no? E invece adesso abbiamo, insomma, chi magari forse aveva già un'idea ma non così grave, ecco, invece l'acqua ha un sacco di problemi. Allora, sì, ecco, l'acqua, consideriamo che l'acqua è fonte di vita, cioè senza acqua l'uomo non esiste la natura, quindi l'acqua è fondamentale e preservarla dovrebbe essere l'impegno di tutti. Non solo preservarla dagli inquinamenti, ma anche da un uso dissennato, perché noi siamo anche abbastanza ligi, però i consumi pro capite che sono stati scoperti, diciamo, dalle varie aziende che distribuiscono l'acqua potabile è di circa 300 litri a testa, quindi non siamo a livello della Germania che ne ha 400 o degli Stati Uniti che arriva fino a 600, però possiamo lo stesso cercare di risparmiarla. Considerate che i consumi dell'acqua nelle regioni aride sono di 30 litri, cioè il 10% di quello che consumiamo noi, e per l'acqua si sono combattute guerre, ci sono stati morti, quindi l'acqua è un bene fondamentale per la vita dell'uomo. L'acqua è democrazia, come diceva Nelson Mandela, e quindi conserviamola, consumiamola con parsimonia e cerchiamo di mettere insieme, di mettere in essere dei nostri percorsi che siano consapevoli che serve preservare questo bene comune che è fondamentale per tutti. Allora, ha risposto alla domanda che non ho fatto, che avrei fatto, e cioè che cosa possono fare, cosa possiamo fare noi cittadini. Possiamo devolvere il 5 per 1000 all'Associazione Speleologica Italiana e possiamo essere più consapevoli nel consumo di questo bene che è preziosissimo. Anche le migrazioni sono dovute alla mancanza d'acqua, perché poi la mancanza d'acqua porta con sé delle conseguenze tragiche che è difficile per noi immaginare, no? Noi che apriamo il rubinetto così. Sì, appunto, l'acqua che esce dal rubinetto non fa ben capire qual è tutto il processo che fa arrivare l'acqua a questo rubinetto, cosa c'è dietro. E adesso stasera l'abbiamo un pochino detto. E se andate anche nel sito loro c'è un bel documentario l'acqua dove non spiega tutto questo, quello che ci ha raccontato adesso il signor Sergio Orsini. E ricordo, andate pure a vedere il sito che è speleo.it, dove trovate tantissime informazioni, biblioteche, editoria, e potete anche iscrivervi alla loro associazione. Insomma, è molto molto interessante. Complimenti anche per il sito che avete, che lo state curando molto molto bene. Grazie. Grazie mille. Bene, grazie. Buonasera, grazie. Possiamo Grazie. dire acqua in bocca? Grazie a voi e saluti a tutti i vostri ascoltatori. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. There'll be a
poeti tardi, verde come i toci verdi. El amore se partió, il mi moro trio, il me che aveva antito, torno presto in trio. Ma se passai i giorni e ti non ti ritorni, bea bella pochi ti guardi, bea bella come i toci verdi. Mi con la gran paura che una notte l'ombra scura te gabbia porta via da vecchia strada mia. Stanotte asi senza stelle e ti t'ha perso Dio alle donne belle. Mi incanto su e riva del mar, non sapendo più cosa fare. Bea bella qualche ti guardi, bea bella come i toci verdi. Chi geri alto, bello biondo, e il mio amore era profondo. Coppica un gran lume sul portone, e una rossa rosa al balcone. Ma il vento è luce e gas tua, e i petali di rosa via da portare. Bea bella, qua che ti guardi, bea bella come i toci verdi. Spero che il tuo cuore non sia in già, come il vento che è luce e gas tua. E la luna è una falce tagliente ed è piena del cuor mio dolente. E io so che non tornerà più e non serve a fidarsi al buon Gesù. Bea bella qua che ti guardi, bea bella come i toci verdi. No, non serve proprio a niente, come che dice a buona gente. Il tuo bene se partito perché c'era in se meglio, come se fa la sarna simile beltà, per andar tanto lontano da qua. Bea bella qua che ti guardi, bea bella come i toci verdi. E se pentirà amaramente e ti capisce dalla mente, il tempo passa mai più tornerà e parti un nuovo amore arriverà. In braccio e te porterà a coio danza del piacer ti ballerà. Bea bella qua che ti guardi, bea bella come i toci verdi. Se ste robe tutti quanti me di sé, perché vedono gli altri voler. Adesso decido che io lascio e so convinta che ben faccio. E ascolto tutti quanti, che al mondo dei uomini viene tanti. Bea bella qua che ti guardi, bea bella come i toci verdi. Eccoci qua nuovamente con la nostra seconda ospite, Bea Bea l'acqua che ti senti. Fatalità, abbiamo parlato dell'acqua prima e riparliamo, abbiamo messo questa poesia musicata di Isabella Albano e è con noi Isabella. Buonasera Isabella. Chiudi Eccomi anche qua. tu il microfono di Skype. Eccoci qua. Bene. Bene, allora Isabella l'abbiamo chiamata perché è una poetessa e c'è stato il 21 marzo, no? La giornata mondiale della La poesia poesia, certo. e quindi gran festa per voi poeti. Beh, ci sono state tante iniziative e quindi diciamo che è una giornata comunque di impegno perché la poesia, a mio avviso, ha anche una funzione, diciamo, politica. Non è così possiamo dire un mero trastullo, ma può essere una voce che condensa molte parole in un verso che vuole essere incisivo e che dovrebbe stimolare la riflessione. Ecco, e quali sono i temi della poesia di Isabella?
Allora, diciamo che i miei temi sono temi legati al vissuto. Prima dicevo la componente anche politica, nel senso della polis, delle relazioni, appunto dell'impegno anche di tipo sociale. Quindi nei miei libretti, insomma, di poesia si possono trovare poesie contro la violenza sulle donne, poesie che fanno riflettere sulla democrazia, che fanno riflettere sul tributo pagato dai lavoratori. Per esempio, ce n'è una che a me è molto cara, dedicata ai minatori di Marcinelle, e anche, appunto, dicevo, temi che sono più legati all'introspezione, però ecco, spaziano e non sono così mai monotematiche, ecco. Nelle raccolte possiamo trovare quindi anche vari soggetti. Ecco, diciamo che poiché io mi sono affacciata all'editoria, non certo in giovane età, ma dopo, appunto, un mio impegno lavorativo nell'ambito scolastico, ho proposto anche poesie che erano nate in tempi lontani, e quindi nelle varie raccolte si possono trovare, appunto, molte suggestioni. Ecco, poi i titoli rimandano anche, come i titoli sono delle estreme sintesi che, appunto, dovrebbero poi indurre la curiosità del lettore. Ecco, quindi Infiorite, che è la seconda mia Raccolta. silloge, sì, raccolta. Ci sono, cioè, il titolo stesso condensa in un'unica parola l'intensa e personale riflessione, appunto, che attraverso poesie dedicate a un soggetto che è comunque celato, ma chiaramente intuibile, perché è la vita. E ci sono due parti in questa raccolta: fiorite diversi e recise fiorite ancora, quindi una dedica a persone che non ci sono più, ma che sono rappresentative anche di temi e di contesti specifici. Per esempio un bambino scomparso in un incidente di montagna, però anche il suicidio, o una poesia a me molto cara, a Valeria, e la Valeria Sì. in questo caso è Valeria Solesin, che è stata una alunna del Benedetti e con la quale io ho condiviso l'avventura del consiglio d'istituto per alcuni anni, e quindi i temi legati alla memoria. Sì, ecco, e Valeria, appunto, poveretta, ha fatto una bruttissima fine in Francia. Al Bataclan, sì.
Quindi sta ragazza sì che è fiorita appunto a Venezia e giovanissima si è spenta in un attentato terroristico in Francia. E fiorita, un po' come altri titoli, ha anche il doppio significato, cioè può essere visto come appunto la poesia che è fiorita, ma anche come un imperativo rivolto al lettore. Certo, sì, 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 sì. È un invito sempre a uscire dallo stereotipo, da una situazione anche di così vissuti bloccati, di emozioni rapprese. È un invito a vivere profondamente. Io diciamo che mi sono occupata di tanatologia, mi occupo ancora di tanatologia e da quando appunto ho approfondito questi temi anche in un master e paradossalmente il risultato è che io ho proprio la sensazione di vivere a pieno, cioè lungi dal pensare che la fine sia appunto foriera di contenuti depressivi, il pensare alla fine come qualcosa di naturale e di ciclico, se pensiamo anche alla musica di Battiato, no? Che diceva che appunto era tempo di lasciare questo ciclo di vita. Diciamo che pensare alla fine, pensarla all'interno però di un flusso di energia è molto vitale, quindi per me la poesia ha anche questo così diciamo questo input, dà questo input di sempre proporre una sorta di rigenerazione. Ecco. Sì, infatti l'imperativo fiorita è il poeta che dice ai lettori dovete fiorire, perché non è possibile star fermi. E un'altra cosa, un altro aspetto che ho trovato molto interessante è quello del connubio fra la poesia che Gianluigi ha mandato in onda, no? Bea Bea, l'acqua che ti vardi, musicata. Anche questo è un esperimento innovativo Beh, la poesia per chi fa uso. anche una canzone, no? Può essere una poesia. Sì, Sì, certo, ma allora, diciamo che per me la musica è una componente imprescindibile della mia vita, però siccome appunto anche i miei studi di psicologia dell'apprendimento mi fanno sposare la tesi che esistano molte intelligenze, a me è stata preclusa l'intelligenza musicale, nel senso che mi sono dedicata a studiare la musica, ma purtroppo anche studiando, diciamo che la musica rimaneva dentro di me. Allora i testi però che diciamo anche sono andata via via componendo, anche in modo così leggero, per me si prestavano ad essere musicati. E, però naturalmente chiedere a un musicista di così impegnarsi in un atto così intenso, creativo, di comporre musica per le mie parole, era appunto un'impresa un po' disperata e quindi mi sono mi sono indirizzata verso le nuove tecnologie. Per cui sì, Bea Bea, l'acqua che ti vardi
testo di Isabella Albano, musica e canto di I.A. che potrebbe essere così, che potrebbero essere le mie iniziali, Esatto, ma non lo Isabella sono. Albano, esatto. E Rossella invece, che voleva intervenire, Rossella? Sì, no, io volevo solo chiedere come mai hai scelto il linguaggio poetico rispetto a quello in prosa, se Sì, è stata una scelta sì, sì, così sì, decisa a tavolino o se ti è venuto spontaneo così scegliere un linguaggio sì. molto più sintetico, molto più Certo, anche espressivo, certo. forse. Grazie della domanda perché appunto per me l'incontro con la poesia è stato un incontro fatto in tenerissima età. E io ho un diario, ai miei tempi si usavano quei diari in pelle e col lucchetto e c'era anche una chiavetta e a me verso gli 8-9 anni hanno regalato questo diario e io ho cominciato a scrivere. Mi piaceva molto scrivere e quindi ho tenuto tante delle mie poesie nei cassetti, nel cassetto, nei vari cassetti della mia vita, perché io più che una storia di vita posso dire anche una geografia di vita, perché mi sono spostata tanto. E quindi ho sempre pensato che la parola, quando è un distillato di emozioni, di sentimenti, è molto più incisiva di un lungo discorso. E quindi per me la poesia era un insight, era un'azione di introspezione, ma appunto di distillato di emozioni. Poi io amo anche scrivere prosa, è vero, però chi legge la mia prosa dice che è una prosa poetica, oppure chi legge le mie poesie dice che sono poesie un po' che hanno un ritmo quasi da prosa. E ecco, quindi per me è stata la conoscenza di un linguaggio che ho sempre molto amato. Ho letto tantissima poesia e l'ho tenuta, come dire, coscienziosamente nascosta nei cassetti fino a che non sono andata in pensione, perché poi, una volta andata in pensione, non mi vergognavo più di quello che avevo scritto e potevo pubblicarlo benissimo. Ecco un po', non so se ho risposto alla Sì, sì, certo. E domanda. comunque per fortuna, almeno nella poesia, nella letteratura, non ci sono le risposte esatte. Quindi Certo, certo, hai perfettamente ragione. Ti volevo chiedere così una curiosità, le poesie che ti vengono più, le scrivi meglio di notte, di sera, di mattina, di pomeriggio? Certo, Com'è che certo. nascono, che escono? Allora, guarda, l'ultima poesia che io ho scritto, l'ho scritta l'altra notte, cioè proprio mi sono svegliata verso le 3, anzi erano le 3:03 e di notte e mi ha attraversato un pensiero. Ecco, io uso molto il cellulare con l'assistente vocale, quindi di notte l'ha detto la poesia e poi magari la rivedo se è di notte, ma ho scritto poesie anche in autobus per dire, no? Perché cioè c'è una, intanto c'è una difficoltà personale, ecco, come dire, a definire in termini così, diciamo, argomentativi, se posso dire, e l'atto creativo della poesia. Allora,
certo, c'è tutto anche un lavoro di così rielaborazione, magari di trovare la parola che è molto più efficace di quella che magari ti è venuta così spontanea. Però per me c'è qualcosa di misterioso. Ecco, io posso dire che c'è qualcosa di misterioso e in parecchie delle mie poesie è come se si fossero scritte da sole. Però devo dire che questo pensiero, certo non voglio fare nessuna indebita similitudine, però anni fa io mi sono occupata di formazione e abbiamo invitato la Maria Luisa Spaziani. E Maria Luisa Spaziani, parlando della Giovanna d'Arco, disse: beh, io mi sono seduta ed è come se qualcuno mi avesse dettato tutto il testo. Ecco, io credo che ci sia molto del mistero, molto della capacità di connettersi a un inconscio collettivo, a un immaginario collettivo, mi viene in mente Jung, e quindi la possibilità di essere capaci di mettersi in ascolto. Ecco, non so se ho... Sì. Va bene. Grazie Isabella. Isabella, grazie mille, buona festa della poesia, ma Grazie a voi. e magari quando hai nuove pubblicazioni magari ci chiami e ne parliamo un po'. Certo. E, ecco, una curiosità, io dipingo anche, E allora parleremo sì, anche di pittura. Allora, sì, dai, ti anche chiamiamo. perché alcune poesie diventano quadri Mhm. e alcuni quadri diventano poesie. Poesia, Ecco. perfetto. Va bene, grazie Grazie mille, a allora ci voi. risentiamo. Ecco, Grazie, grazie a Isabella. voi dell'occasione e dell'ascolto attivo. Grazie Bene. mille. Buona Grazie serata. Isabella, buona serata. Buonasera.
is passing by, used to cling to the notion. One by one, instead I'm starting to realize that the more you crave the feeling and the more you have to try. All this time I wasn't looking the right way, and it's alright, it's okay. Don't find a way to take a step on a conscience. You won't touch me now. Gotta get on the way. Gotta get on the way. Gotta get on the way. Gotta get on the On the way, gli Everlife, ce li abbiamo qui con noi su Radio Nostra, sono tutti collegati. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Ciao, Buonasera. E benvenuti a bordo. Della nostra mongolfiera. Allora, io ho creato solo una maschera con Sara Gaetani, che è stato il mio contatto, ma vedo che ci siete tutti. C'è Francesca Frau, Simone Carella e Pavan Mattia. Ha detto giusto? Sì, perché leggo Sì. dai vostri, Yes, dai, yes, dai- yes. dai vostri profili Skype. Allora, raccontateci un attimino la nascita del video e del pezzo e a cosa serve e cosa state facendo con questo pezzo. Chi parla? Chi è Allora, il capobanda? beh, se Francesca, la volete parlo io. cantante. Vai. No, sono la Sì, chitarrista. diciamo Ah, che la chitarrista. Chitarrista. No, allora diciamo che il pezzo è nato appunto con questo concorso, Rock and Regions, un concorso che è alla 4ª edizione quest'anno, quindi è abbastanza recente e appunto ci hanno contattato gli organizzatori del concorso per partecipare e rappresentare la regione del Veneto e funziona praticamente che ci viene assegnato un tema che deve rispettare la canzone, in questo caso il tema era quello dei sogni. E diciamo che dopo aver insomma parlato anche tra noi su come diciamo indirizzare la canzone, nel senso che comunque il tema dei sogni può essere anche più o meno vasto, può significare qualcosa oppure anche qualcos'altro, cioè il sogno cioè più dimensione onirica oppure sogno più un obiettivo da obiettivo da raggiungere. raggiungere, sì. Allora diciamo che da lì abbiamo sviluppato la canzone e niente, adesso è disponibile da 2 settimane su YouTube, sul canale di Rock and Regions, quindi invito a guardarlo, insomma. E il videoclip l'abbiamo registrato grazie a un ragazzo che conosciamo noi, che salutiamo, sì John, è il nome d'arte di Giovanni Maresca, che è anche un bravissimo cantante, insomma musicista. E lui ci ha fatto il videoclip. E quindi dopo averlo registrato in studio, qui vicino a Susegana, dal The Central Studio, abbiamo mandato il materiale agli organizzatori e hanno postato il video. Ascolta, allora, voi venite da? Sandonà più o meno. Sandonà di Piave, 90. siamo in provincia, Sì, sì, sì. in provincia di Veneto. 90. Sì, io vengo da 90 e Francesca, Ieso. Sara e Allora, sì. adesso interroghiamo Sara, che è la batterista del gruppo, no? Esatto. Esatto. Come mai? Cioè, non è facile vedere su un gruppo una batterista. Sì, però Da quando è che hai iniziato? Come è nata la tua passione per la batteria? in realtà è da 10 anni più o meno che suono la batteria e una volta mio cugino così mi ha detto dai Sara vieni di là e suoniamo insieme la batteria, no? E così sono andata, mi sono messa ed è stato letteralmente subito amore. Quindi Sì, ecco qua, adesso ti metto una foto dove ci sei in pieno uso della batteria. Allora, il vostro gruppo, abbiamo detto da quanto tempo è che vi trovate, che siete insieme? Più o meno fine 2022, sì. quindi andiamo sui 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, Sì, sì, beh, sì. tutto fila liscio. Chi ha avuto, cioè, com'è stata la composizione del gruppo? Chi è partito per primo?
Oppure siete Allora, partiti insieme? allora, è partito tutto quanto in verità dalla Sara. C'è stata un po' una E combinazione di A Di condizioni strada. cose, favorevoli, perché c'era la esatto. Sara che aveva messo un annuncio tramite Instagram dove cercava gente, dove cercava altri musicisti per fare una cover band. Fatalità, in quel periodo stavo cercando anch'io e la conoscevo per conoscenze traverse praticamente. Le ho scritto, ci siamo messi d'accordo. Fatalità, anche la Francesca in quel periodo stava cercando aria nuova, faceva già parte di un gruppo che dopo poco comunque si sono sciolti. E da lì il nucleo, diciamo, il primo nucleo, noi tre eravamo io, la Sara e la Francesca, abbiamo iniziato. Poi dopo un po' è subentrata la cantante Angelica e da lì abbiamo fatto i primi 2 anni. Poi l'anno dopo è entrato Simone, che ovviamente avevamo già Con la un bassista. chitarra, No, bassista, con bassista. il basso, sì, avevamo già un altro bassista, ma per L'avete disguidi mandato via. artistici siamo lasciati, Sì, ecco, sì. e dopo un po', dopo poco, fortunatamente abbiamo trovato Simone e siamo ripartiti a bomba proprio. Mm. Quindi diciamo che è stata un po' molto fortuita la creazione, non è partito tanto da un fulcro, ma se proprio vogliamo trovarlo è Esatto. stata la Sara alla Si fine. sono C'era un po' voglia uniti, da si parte di sono tutti unite due quanti. cose Sì, sì, contemporaneamente, sì, diciamo diciamo. di sì, dai, sì. Ascolta, allora il paese è proprio bello, è proprio una bomba proprio. Come funziona? Siete in quattro, chi è l'ideatore della musica, dei testi, o siete un po' tutti quanti, fate Beh, un un po' tutti collettivo? quanti. Diciamo che allora io avevo già in mente più o meno una sonorità, magari Mm. a cui dare al pezzo, e quindi tutto è iniziato da sì, un Allora, giro di tu suoni la accordi. chitarra allora. Io sono chitarrista. Oh, esatto, Francesca è la E, chitarrista. e niente, quindi è iniziato tutto un giro di accordi che ci siamo trovati anche tipo io e Mattia in cameretta così a cercare di capire come farlo, trovare la sonorità giusta. Poi appunto è partita l'idea del riff iniziale, sì, quel tema insomma un po' ricorrente anche nella canzone e poi appunto volevamo tenere un mood che fosse tra il rock e il pop, insomma un po' poppeggiante ma allo stesso Ah, tempo insomma che comunque E mantenesse il rock. la scelta E della scelta della lingua, col rock è È difficile, è stata, è fatta. stata più una cosa dell'Angelica in verità perché ha iniziato lei a scrivere il testo in inglese, quindi abbiamo già scritto un brano prima che era in inglese. Noi siamo comunque aperti anche a scrivere brani in italiano, però anche per il messaggio che volevamo trasmettere avevamo trovato l'inglese più diretto, più diretto. sì, L'italiano è una lingua meravigliosa comunque per scrivere brani, niente da dire a riguardo, però per veicolare certi messaggi in alcuni contesti è molto più diretto, ti dà più possibilità usa di... parole più di- brevi. Esatto, esatto, è usa, più usa parole più aperto, ha brevi, usa più parole più brevi, mettiamola certe così, dai, parole anche sì. più vocali, quindi è più Anche molto più aperto musicale, proprio, più sì, Si sì, sì, musicale. sì. adatta meglio alla musica, insomma, no? Sì, 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 Esatto. sì, sì, sì. Quindi fate sia in inglese che in italiano. Sì, abbiamo Sì, anche qualcosina sì. in italiano. Vi esibite? Avete i vostri fans? Sì, Come... abbiamo Beh, una sì, fanbase, dai, sono sì. ormai due estati che insomma ci esibiamo in Ah, stagione estiva. Adesso stiamo organizzando quella di quest'anno, abbiamo già qualche data e quindi dai, quando ce speriamo. l'avete girate pure la data che lo diciamo, che così... Ah, Abbiamo, abbiamo- perfetto. Ah, abbiamo già la prima, e quando ce abbiamo a l'avete? maggio, Ah, il 17 17 maggio. maggio a Noventa di Piave, mhm. in sagra parrocchiale. E quindi sì, quella è la prima data di quest'anno, ecco, partiamo subito col botto, così di solito partivamo a giugno. Sabato. Esatto, esatto, Lo sì. metto Esatto. già nel calendario. Ah, Bene, Ma perfetto. perfetto. E magari quindi facciamo anche un salto. i testi sono tutti puliti se li fate in sagra parrocchiale, cioè non è un rock passionale all'eccesso. No, diciamo No, che no. dipende da canzone a canzone. Adesso ora a Tanto ricordarmi adesso così. Ma No, magari quelli però della sì, in parrocchia sì. devono parrocchia essere tutti. l'inglese non lo sanno, dai, in Esatto. parrocchia. Contiamo anche Andiamo su molto quello, sul ecco. sicuro, sì. Ecco, dai. Va bene, appunto abbiamo detto questo concorso così rock regionale che sta, quando scade questo
Allora, allora, prima devono finire di pubblicare le canzoni di tutte le regioni d'Italia. perché Adesso ne hanno pubblicate 5 o 6, se non 5, sbaglio, 6, 5, sì. 6. Sono 20 e quindi sì, ci sono 20 band, quindi ne mancano ancora, ne pubblicano con un ritmo di 2 volte a settimana. Quindi insomma, penso andremo avanti ancora per 2 mesetti e mezzo. E poi ci sarà la finale dove appunto annunceranno il vincitore. E, insomma. vincitori come c'è una giuria, c'è un... Sì, c'è Ah, una ok. giuria fatta anche da insomma, persone molto anche competenti. Competenti. Sì, perché c'è Valerio Silvestro, che è un famosissimo didatta, pianista per lo più, italiano. Poi c'è Andy Martongelli, che è un chitarrista fortissimo, anche lui. Poi c'è Thomas Colassante, quindi gente che comunque di musica ne sa. E appunto dopo giudicheranno in base ai loro criteri chi sarà il vincitore. E niente, il vincitore ci porta a casa un bel pedalino Dofix, un pedalino per la chitarra, e quindi, che è un'azienda italiana di Firenze, che fa pedalini artigianali, e quindi è molto, molto interessante, almeno per i chitarristi, come premio. Ascoltate, allora, ai miei tempi si diceva facciamo il gruppo e dopo facciamo un disco. Adesso il disco non si usa più, no? Si usa, o avete voglia anche di fare, vi È viene la voglia? cambiato, sicuramente è cambiata la fruizione della musica, adesso si esce Sì. molto di più attraverso singoli, però l'idea di fare l'album comunque c'è, diciamo che l'obiettivo sarebbe arrivare a farlo prodotto in un certo modo, ecco, insomma, vogliamo arrivarci, è il nostro grande obiettivo. Adesso stiamo facendo sempre più piccoli passi verso quell'obiettivo, però insomma l'idea è quella, si usa ancora, dai, però per farsi Sì, sì. conoscere attualmente è sempre Sì. meglio utilizzare Con i dei singoli singoli. piuttosto, o gli EP, anche si usano comunque ancora gli EP anche in questo periodo per raccogliere dei singoli insieme in un solo disco, mettiamola così, ecco. Dobbiamo dire che insomma, è abbastanza facile adesso fare musica. Cioè, Sì. certo, Sì, diciamo adesso si certo può ci fare vogliono le idee, tranquillo. chiaro che Sì, quello sì, è un'altra certo, cosa. questo Certo, sì, certo. però diciamo che la difficoltà si è abbassata, diciamo che il livello di fare musica adesso è più accessibile a tutti, anche a noi, per dire, dalla nostra camera, con il nostro computer possiamo registrare quante volte vogliamo, e quindi diciamo che è una cosa che ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo, però è molto comodo sicuramente. Però per le prove vi trovate di persona? Certo, sì, quello beh, di certo, persona, certo. preferiamo di persona, sì. Le prove Da le 2 anni e fate- mezzo, una volta a settimana. Beh, dai, Esatto. Sì, sempre una volta, abbastanza. sempre una volta a settimana. Sì. Esatto. Va bene ragazzi, qua mi ha scritto il fans di Sara, Antonio, ha scritto che ci sta ascoltando e che è stato il collegamento per avervi qua. E va bene, in bocca al lupo quando appunto se fate anche dei brani nuovi, mandateci che ve li Ovviamente, ve li mettiamo ovviamente. Sì. volentieri. Noi nel nostro programma mettiamo appunto tutta musica giovanile, musica nuova. E niente, in bocca al lupo, speriamo che questo concorso dia i suoi frutti. No. Va bene. Speriamo allora. Speriamo, Va dai, bene. vi terremo aggiornati. Perfetto, grazie Va bene. mille. Buon lavoro, Grazie a buon voi. divertimento. Grazie, salve. A voi, ciao. Grazie, buona serata, grazie. Days of resting, lazy afternoons, the time of thinking. I'd read a book between the lines. Lost sensations, oh, I dream like a fool. The vain intentions, I let time slipping over me.
feel a sorrow deep in me. The dawn is coming, shadows in my room. Are you still in me? I'll let a stain to clean away. There's so many things I lay. There's so many words I read. There's so many hands I have done. Now I know that all is over. From my window, the clouds are turning white. Looking outside, there's something new that's going on. The days are resting, lazy afternoons. One rebirthing, and like a bird I fly away. There's so many things I lay. There's so many words I read. There's so many hands I have done. Oh, yeah. And now I know that all is over. There's so many things I have laid. There's so many words I have read. There's so many hands I have done. Oh yeah. And now I know that all is over. It's over. It's over. It's over. It's over. Pordenone Big Band, Yuri Dalda è con noi ospite. Yuri, buonasera Yuri. Buonasera a tutti, salve. Buonasera Yuri. Ecco Buonasera. qua. Allora, Yuri Dalden è il maestro, posso dire il capobanda, è un po' Sì, beh, il direttore in questo direttore caso, della esatto. Big Band di Pordenone Big Mm, Band. Allora, dal sì. rock siamo passati al jazz. Mm. Allora, Yuri, questa siete in tanti, è proprio una bella band, insomma, proprio big, no? Sì, sì, certo. Beh, cerchiamo, diciamo, come numeri di eguagliare, diciamo, quello che è la formazione classica, perché proprio per Big Band si intende proprio un organico specifico. E noi siamo un po' meno di quell'organico, però comunque siamo un gruppo ben fornito, insomma, di strumenti e andiamo avanti così, insomma, da 20 anni che abbiamo questa formazione, appunto, che è nata nel 2004 e a novembre del 2024 abbiamo appunto festeggiato il ventennale. Ecco, questa è un po' la presentazione di questo gruppo. Congratulazioni. Grazie. Di genere, vedo che ci sono anche ci sono brani tuoi, proprio originali tuoi, e Sì. dopo che altro genere fate? Ma allora, sin dagli inizi praticamente noi abbiamo cercato di
di percorrere delle sonorità originali o cercare quantomeno di distinguerci, insomma, da quello che è l'organico di big band e il repertorio che generalmente viene proposto in questi organici. E quindi abbiamo puntato proprio cercando un repertorio che non fosse proprio classico, e all'interno di questo... Sì, cioè, nel classico senso, cioè, jazz. per classico intendo Sì. appunto Count Basie, Duke Ellington, insomma questi che sono i grandi maestri del jazz degli anni 20, 30, 40 e che hanno fatto appunto scuola. Noi ovviamente abbiamo attinto a questo repertorio appunto per creare le fondamenta giuste, ma poi abbiamo cercato anche di evolverci, cercare appunto una nostra voce personale, affrontando appunto svariati repertori e cercando appunto di esplorare angoli musicali che appunto magari sono un po' inconsueti, ecco. Appunto dicevi che la band nasce 20 anni fa e suppongo sono gli stessi elementi oppure c'è stato un giro, c'è stato un cambiamento, c'è stato... Sì, allora ovviamente cioè, 20 anni sono sono tanti anni appunto in questo... Tu eri bambino quando l'hai fatta? Oddio, in realtà io sono un cinquantenne, cioè ho passato diciamo la cinquantina e quindi appunto avevo 30 anni, poco più di 30 anni e avevo un sacco di voglia di, come dire, di trasmettere un po' di energia che avevo acquisito a giovani musicisti che volevano magari comunque mettersi in gioco. E quindi questo è lo spirito con cui è nata la Big Band, come dire, una sorta di passaggio di testimone, ecco, in cui volevo appunto mettere insieme le esperienze che avevo fatto fino allora e così è stato. Poi grazie appunto al supporto, cioè questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il supporto appunto della Filarmonica, che a tuttora ci supporta, la Filarmonica di Pordenone, e colgo l'occasione appunto per salutare il direttore Roberto Battistella. Sì, allora vedo adesso ti saluta con affetto David Boato, mi sta scrivendo che ci sta ascoltando, gli ho mandato un link, vediamo se lui entra, anche lui. Un grande abbraccio anche a David. Saluti anche a lui. Vabbè, e vi muovete, cioè muoversi con un gran numero così è un po' abbastanza difficile, no? Sì, no, cioè, è difficile, ecco perché appunto c'è bisogno appunto di un'associazione dietro che si occupi. Purtroppo c'è questo compito da svolgere che è quello burocratico, per cui questi gruppi altrimenti non starebbero in piedi, insomma, quindi c'è proprio la necessità di un'organizzazione ben strutturata alle spalle. Poi ovviamente da parte invece dei musicisti c'è l'impegno appunto di fare come dire, di mettersi in gioco appunto e di cercare comunque di crescere. Ecco, diciamo che la nostra è una sorta di gruppo che è un laboratorio, esattamente. Ecco. Ci sono anche cantanti? Sì, allora alla voce c'è Clara Riviere che in questo ultimo periodo per diciamo problemi appunto di infortunio, diciamo così, non è presente, però insomma lei ha partecipato insomma tutti gli anni, ha messo a disposizione la sua voce blues appunto per la Big Band. Fate qualcosa in italiano? No, non abbiamo repertorio italiano, anche perché appunto cioè, attingendo dal repertorio classico della Big Band, il repertorio classico Big Band è notoriamente americano e diciamo che anche
tutte, diciamo, poi i repertori che si sono sviluppati ispirandosi a quel repertorio, ivi compreso quello italiano, appunto, Sì. cioè come matrice hanno quella americana, per cui noi andiamo direttamente alla fonte, cioè senza passare, diciamo, per vie, per derivate, ecco. Allora, voi appunto, diciamo appunto che è un laboratorio, ma insomma si studia, si impara, avete, suppongo, no, dal numero chi è diplomato, chi non è diplomato, chi è un professionista, come la varietà dei suonatori, dei La musicisti composizione. della tua band. Sì, diciamo che ci sono varie persone che partecipano a questo gruppo e che hanno svariate derivano ognuno da svariate esperienze, Sì. insomma. Quindi non c'è, diciamo, una sorta di livello standard, ecco, diciamo, no, cioè ognuno porta insomma la propria esperienza, ma credo che la cosa importante, insomma, nel nostro gruppo sia quello di cercare di, a prescindere dalle esperienze, ma cercare di focalizzare appunto la musica a prescindere dalle proprie esperienze. Quindi noi cerchiamo semplicemente di concentrarci solo sulla musica e di essere musicisti in quel momento lì. Ecco, cioè, è questo diciamo, il tentativo che noi facciamo, umilmente, Sì. ma insomma, Anche ci perché, mettiamo insomma, tutto il cuore. cioè, sì, suppongo poi che tutti vengono perché suonare è divertente, ti apre l'animo, Sì, cioè, una volta che hai fatto le prove, quando esci dalle prove dici sei bello contento, magari anche faticato, perché si fa fatica, non sembra, no? Ma a suonare è assolutamente. quasi come correre, quasi come fare sport, perché Eh, sudi, fai fatica, no? diciamo che ogni impegno, insomma, Ah, se si vuole ottenere un minimo di risultato, necessita appunto di un sacrificio, diciamo così, o comunque di un cercare di uscire dalla propria zona di conforto, ecco, in genere, ora si usa dire così in questi periodi. E quindi sì, c'è questo laboratorio appunto, cioè umano, chiamiamolo così, appunto ha questo tipo di caratteristica e è una cosa bella comunque che mi piace notare è che negli anni cioè, l'entusiasmo non è mai mancato, diciamo che c'è un nocciolo duro di persone che resiste e che continua a manifestare affetto ed entusiasmo per la musica, oltre che alla bravura e al miglioramento. E, e- e quindi diciamo questo è un fattore estremamente positivo, cioè vedere che appunto le persone partecipano attivamente con grande gioia. Questo per me è insomma, è una grande soddisfazione. Ecco. no, Siete sicuramente. tutti della zona? Com'è? Se siete tutti della Tutte zona, nell'area del E allora, Pordenonese, suppongo che, sì, allora, essendo in tanti, siete un po' esatto, sparsi. principalmente siamo del Pordenonese, però appunto abbiamo anche musicisti che vengono appunto dal Portogruarese, addirittura dal Bellunese, c'è gente che appunto vuol dire, fa un sacco di chilometri. Comunque, cioè, zone limitrofe a Pordenone, diciamo, è la maggioranza, con queste eccezioni che ho appena detto, appunto. Allora, se vogliamo andare a sentire, a vedere la Pordenone Big Band, domenica 30 marzo siete... Dove siete? Siamo Siete cioè, all'azienda, te lo dico io. sì, ecco, grazie perché non c'ho qua la locandina sotto Siete mano. Sono impreparato. a Patria a Lison, no, con Sì. alla cantina azienda vinicola Ami Menera, A mi Ami maniera, Manera, esatto, ecco. esatto, dalle 11 alle 18. Vedo che Esatto. c'è questo incontro in questa cantina a tutte queste ore? vinicola.
No, suppongo che non ci siano solo loro, ci siano anche qualcun altro, no? Perché dalle 11 alle Perché chi 18. vota la cantina qua? Esatto, sì, credo che insomma, no, dovrebbe esserci anche C'è anche un un DJ, DJ, sì, esatto. esatto, DJ Rob Zazzo. Questa è Esatto, la locandina che esatto. sto mettendo Aurora. E Mm. dopo, curiosando, perché sono andato un po' a curiosare sia il tuo sito, il tuo canale Mm. YouTube e anche la pagina di Facebook che avete, Mm. e indipendentemente, adesso forse esco un attimino dalla Pordenone del Big Band, ma la tua opera anche da musicista musicale, suoni anche al Pordenone Film Festival, quello del film muto? Sì, allora ho Ah, partecipato, diciamo, a diverse edizioni delle giornate del cinema muto con la Zero Orchestra, che è un'orchestra che quest'anno compie appunto 30 anni e che si occupa appunto di musicazione di film muti e che negli anni passati, come dire, ha appunto partecipato a questo festival estremamente importante e che credo senza ombra di dubbio abbia contribuito questo festival, diciamo, a promuovere la Pordenone come capitale della cultura del 2027. Quindi sicuramente qui a Pordenone siamo fortunati, abbiamo, diciamo, eventi culturali che secondo me vanno conservati e vanno curati bene. Ecco. e mi è sempre piaciuto, cioè, l'idea appunto di suonare mentre va il film muto. Com'è questa esperienza? Guarda, in questo momento sto scrivendo la partitura per Ah, Metropolis che ah, dovrò ah. eseguire appunto a Quello di maggio Fritz Lang. sì, di Fritz Lang, Ah. esatto, con la Zero Orchestra. È un'esperienza incredibile, quello sì, cioè difficile da sintetizzare in poche parole. Diciamo che la sensazione, per cercarla di far capire a chi non si occupa di questo settore, è che è come essere proprio un attore, interpretare una parte. Ecco, cioè diventi un altro. Ecco, questo è un po' la magia del cinema muto. Va bene, Yuri, grazie mille per averci fatto conoscere la Pordenone, cioè il Big Band, mi viene sempre da Grazie a dire. voi. Grazie. Niente, appunto, niente, e ti monitoriamo quando vediamo Va che fate bene, qualcosa, avvisaci pure che noi lo diciamo, che magari anche veniamo a sentirvi e ci va bene, scambiamo. Va bene? va bene, grazie Grazie dell'ospitalità. mille, Buonasera. grazie a Arrivederci, te. ciao, 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 buon ciao. lavoro, ciao ciao. Grazie. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per te. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora
vita mia per te. Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per te, un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora tornerei, la vita mia per te, la vita mia per te, la vita mia per te. Un'ora sola ti vorrei. Un'ora sola ti vorrei, Laura Milazzo qui a Radio Nostra. E adesso passiamo ai nostri messaggi che il nostro Sami ci manda da casa. Ovviamente sono sempre drammatici i messaggi. Ne abbiamo due, uno che ce l'ha inviato giovedì, che adesso lo faccio andare, e uno che ce l'ha inviato proprio stamattina. Allora, ascoltiamoci un attimino il messaggio di giovedì di Sami Obar. Ancora per il terzo giorno la situazione qui di tutta la striscia di Gaza è ancora caldissima, che stanno bombardando ovunque, e la prima giornata sono state 400 persone e ieri altre praticamente 150, finora stamattina fino all'8 della mattina ancora sono 89 persone sono state uccise, hanno bombardato per tutte le notti, hanno ucciso famiglie intere, soprattutto la più grande ferite morte sono i bambini e le donne. Finora praticamente più di 200 bambini sono state uccise, altre 80 donne e altre anziane, situazione molto grave. Ancora i bombardamenti con tutta la chiusura di tutti i valichi, con il divieto dell'entrata di aiuto umanitario, è tutto chiuso. Sono chiuso da 20 giorni, non entra niente sulla striscia di Gaza, né generi alimentari, né carburanti, niente. Hanno bloccato anche l'entrata di tutte le internazionali, hanno chiuso i valichi. Ieri ci hanno anche bombardato praticamente un'altra casa dell'UA dove stanno Lungos, praticamente hanno ucciso un collaboratore internazionale di nazionalità ucraina. La situazione è ancora gravissima, nessuno è a salvo, bombardano anche tutte le zone che chiamate zone umanitarie, situazione sempre più grave qui nella striscia di Gaza. Ecco, questo era il messaggio di giovedì scorso, sempre drammatico. Non è cambiato nulla, anzi sono aumentati i morti e le stragi da parte dell'esercito israeliano continua a Gaza. E adesso sentiamo quello che ci ha mandato questa mattina. Sì, dopo praticamente che la violazione della tregua da parte dell'Israele sono quasi passati 8 giorni e ci sono cominciati un bombardamento fortissimo, soprattutto uccidendo tante persone. Fino in questi 8 giorni hanno ucciso più di 1000 persone, altre 2000-3000 feriti, sono cose gravissime. Hanno attaccato anche l'ospedale del Nasr, l'ospedale
Antonisiene, il Shefa Hospital, l'Auda, Kamal Adwan, tutti gli ospedali anche del nord stanno bombardando a tappeto, c'è dentro tante, praticamente bombardano soprattutto le tende, che le tende, come sapete, soltanto un pezzo di plastica viene tirato con una bomba lì, peso 1 tonnellata, situazioni molto gravissime, soprattutto i più danni che hanno subito durante queste cose sono i bambini e le donne, anche sono più del 70% delle morti. Per un mese è ancora tutto chiuso, non sta entrando niente cibo, niente per niente. Soprattutto ora che c'è il Ramadan, la gente fa il digiuno, però la sera quando è finito il digiuno non trovano niente da mangiarsi perché un mese non sta entrando niente, le cose che sono entrate erano tutte in scatole, niente cibo fresco, niente carne, niente carburante, niente internet, l'acqua potabile, ci hanno tolto anche il sistema che praticamente bombava l'acqua perché non lo mandavano più la luce, hanno tolto l'elettricità per centrale l'impianto dell'acqua che produce acqua potabile. La situazione è ancora gravissima, soprattutto sud-nord di Gaza, poi ci sono le evacuazioni anche internazionali che stanno evacuando, tantissime internazionali che stanno andando via. Questo vuol dire che sarà un'operazione molto intensa, un'operazione sarà gravissima da parte dell'esercito israeliano. Ecco, abbiamo sentito anche l'ultimo messaggio. Siamo tornati indietro di quasi un anno di quello che succedeva a Gaza, sta ricominciando, sta continuando, non c'è mai fine. Io volevo dire un paio di cose fuori da Gaza che stanno succedendo perché ogni tanto ci chiediamo come mai il mondo sta zitto, no? Allora, in Inghilterra un paio di università, gli studenti hanno messo le tende come avevano fatto l'anno scorso, dopo 2 ore hanno avuto l'ordine di andarsene. Adesso non è ancora chiaro se se ne vanno o no, però voi capite che... E soprattutto la Columbia ha, aperte virgolette, temporaneamente revocato le lauree a studenti già laureati che avevano partecipato alle manifestazioni. Non si capisce bene cosa voglia dire, credo che sia completamente illegale, cioè se uno ha fatto il suo percorso, ha fatto gli esami, ha presentato la tesi, ha discusso, eccetera, non so, però questo è il clima. E poi invece il regista, avrete tutti quanti, spero, sentito che il miglior documentario ai premi Oscar era No Other Land, di un giornalista ebreo israeliano e un attivista palestinese di un villaggio che è veramente preso di mira da tantissimo tempo. Hanno vinto il premio Oscar. Il documentario è bellissimo, nel senso fa presente una situazione molto drammatica, però anche delle scene di una poesia pura proprio. Bene, questo regista attivista palestinese ieri è stato picchiato pesantemente dai coloni. Nel documentario si vedono sti coloni, sono molto peggio dei soldati, diciamo che fanno il lavoro sporco per conto dell'esercito. È stato picchiato pesantemente, poi è arrivata un'ambulanza, l'hanno portato via e non si sapeva dove era. Oggi pomeriggio è tornato a casa malconcio, ma insomma è stato rilasciato. Però per dire anche un personaggio famoso a livello internazionale che si è guadagnato le prime pagine di un sacco di giornali del mondo, deve subire questi attacchi così immotivati e pesanti. E probabilmente quel documentario lì disturba molto perché si vedono delle azioni di una violenza tipo buttare il cemento da una betoniera dentro al pozzo dell'acqua. Cioè, siamo a livelli incredibili. E dopodiché a Sami è molto difficile rispondere, non sappiamo mai cosa dirgli. Esatto, no, è anche eroico a resistere, ormai sono 2 anni, no? Un anno Sì, e mezzo un anno e mezzo, sì. che c'è questa tragedia, senza contare gli anni precedenti, no? La tirannia che c'era, Certo. la poca libertà a
all'interno di Gaza che erano costretti a subire da Certo. parte di Israele. D'altra parte a livello internazionale è stato riconosciuto, insomma, con i tribunali, quantomeno c'è stata l'accusa di genocidio, cioè è una cosa. E chi è che sta bene qua? In Georgia uno vince le elezioni, gli tolgono, cioè, il mondo sta in bilico in questo momento. Sì, allora però Stefano, io veramente vorrei, scusa perché mi appassiono un po' su questa questione. Sì. È vero che ci sono tante questioni aperte molto drammatiche. Credo che quella palestinese sia allucinante, cioè stiamo rivivendo, si parla di genocidio. Stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto nel 38-39 del secolo scorso e il mondo era lì, fermo, cioè si poteva intervenire, si poteva fare qualcosa. E qua l'unico che parla adesso è il Papa, a livello di governi, perché poi a livello di persone la maggior parte sono chiaramente schierati dalla parte dei palestinesi, però non hanno strumenti. Cioè, però per dire, il Sudafrica che ha fatto questa proposta di parlare di genocidio, cioè, a livello internazionale si sono fatti gli avanti, dopo, cioè, da un punto di vista di interventi militari, cosa fai? Non so il mondo cosa possa fare, è veramente un disastro. Per esempio si potrebbe fare, un embargo sulle armi. Sicuramente si potrebbe fare. C'è Cuba che è sotto embargo da decenni e non ha fatto male a nessuno. Certo. Cioè, si potrebbe fare un embargo sulle armi, si potrebbero fare delle sanzioni. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, abbiamo cancellato i seminari su Dostoevsky, signori, bisogna che ce le ricordiamo, ste robe. È che li abbiamo fatto noi e sembra che noi, in quanto italiani, siamo allineati a chi di solito fa le sanzioni, a chi non è d'accordo con noi. E gli altri non le fanno? Voglio dire, qua gli strumenti i governi li avrebbero. Le persone, se fossero stati gli anni 70, sarebbero state in strada. No, negli Stati Uniti, all'epoca della guerra in Vietnam, le strade erano piene, le università erano in rivolta. Certamente adesso c'è un clima molto pesante. Sì. Per cui va bene. Va bene, dai. Adesso scusate il pippone. Va bene, noi andiamo. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. In studio Stefano invece di Remo Omar, questa è la sigla finale e non andate via se volete, perché alla fine della sigla noi mettiamo quel documentario, dura 20 minuti, sul Sorella Acqua che appunto prima la società speleologa ha nel loro sito, potete anche andarla a vedere nel loro sito. Noi la mettiamo in coda di questo programma. Chi lo vuole vedere è interessante, è ben fatto, è un bel documentario sull'acqua e niente, e ci sentiamo il martedì prossimo. Buonasera Grazie a tutti. Ciao a tutti.
Uomini, uomini ovunque. La presenza umana si è diffusa capillarmente su tutto il territorio mondiale, dove le condizioni ambientali hanno permesso la vita. Una delle caratteristiche che questa presenza trascina dietro di sé è l'elevato inquinamento e sfruttamento delle risorse essenziali della madre terra. Per questo motivo le risorse idriche delle zone densamente abitate sono sempre più vittime di alterazioni. E per questo motivo, secondo gli scienziati e gli enti internazionali, l'uomo del futuro per sopravvivere dovrà attingere alle sorgenti di montagna, ancora incontaminate. Le montagne calcaree sono il luogo di un affascinante viaggio di 1000 gocce d'acqua che si posano sul terreno, si inabissano e ritornano alla luce attraverso le sorgenti. L'acqua scioglie il calcare molto lentamente, allargando le fratture e realizzando così un immenso reticolo di caverne, pozzi profondi e cunicoli senza fine. Un labirinto oscuro. In queste rocce l'acqua scorre lontano dalla superficie, verso il cuore delle montagne. Piove o fonde la neve. L'acqua scorre in superficie fino a trovare una piccola frattura. Inizia il suo lungo viaggio sotterraneo. Dal gigantesco serbatoio marino, l'acqua ritorna sui monti dopo una giravolta nel cielo sotto forma di pioggia o neve. Scivola sulle rocce compatte, scioglie le rocce calcaree e crea un'opera d'arte naturale, chiamata campi solcati. L'acqua compie i suoi miracoli quando viaggia da sola, goccia dopo goccia attraverso le rocce calcaree, i condotti carsici e le risorgenze improvvise. L'acqua è potente anche quando non c'è e lascia la sua scia nella roccia. All'inizio segue il reticolo delle fratture e dei condotti carsici guidata dalla gravità. Poi, spinta dalle acque di nuove piogge, cerca un'uscita dalla montagna. Con particolari sostanze fluorescenti, gli scienziati studiano i lunghi percorsi sotterranei dove l'acqua abbandona la luce, perdendosi negli inghiottitoi, fino a quando raggiunge le grandi sorgenti. Abbiamo messo questo particolare colorante che si chiama fluoresceina per riuscire a esaminare, a studiare dove quest'acqua che sparisce esattamente in questo punto dove va a finire. Questo colorante ovviamente è completamente atossico per l'uomo, ma soprattutto
era tossico per la fauna che abita queste acque. Anche piccolissimi gamberetti, microscopici animali non hanno nessun problema, perché sono stati fatti chiaramente tutta una serie di test chimici per verificare la completa tossicità di queste sostanze. Messo il colorante, nelle diverse sorgenti presenti nell'area vengono installati delle strumentazioni che ci diranno esattamente quando arriva il colorante e la concentrazione del colorante. E in questo modo noi riusciamo a capire i percorsi delle acque sotterranee. L'acqua adesso entra nel sottosuolo. L'acqua sceglie 1000 modi per viaggiare nella roccia calcarea. Segue il labirinto delle fratture e molto lentamente scende in profondità fino ad incontrare una via più ampia. Queste sono le microfratturazioni della roccia. L'acqua all'interno di queste discontinuità si sposta con velocità estremamente lente, anche di 1 o 2 metri al giorno. Per cui per giungere ad una sorgente, attraversando tutto il reticolo delle microfratture, l'acqua può impiegare tranquillamente anche 10 o 15 anni. Tutto il resto è arte e rimane nascosto nelle gallerie segrete di stalattiti, stalagmiti, cortine e qualunque invenzione gli stillicidi decidano di creare, nella pazienza dei secoli. Nelle gallerie aumenta lo spazio e l'acqua inizia a correre, a saltare. Nella sua discesa incontra milioni di altre venute e poco alla volta origina rigagnoli, piccoli torrenti che confluiscono tra loro fino a formare dei corsi d'acqua impetuosi, i fiumi della notte. In profondità, nel cuore delle montagne, l'acqua rallenta la sua corsa. È la zona satura. Il mondo di sopra cessa di essere importante. L'erosione della roccia avviene nelle 3 dimensioni formando grandi condotte orizzontali che si spostano nel ventre delle montagne alla ricerca della luce.
Superato il cuore delle montagne calcaree, le acque sotterranee riscoprono la luce attraverso sorgenti che alimentano torrenti, fiumi, laghi. Ai piedi dei massicci calcarei ecco spuntare all'improvviso grandi sorgenti, con portate costanti nel tempo, a causa della lenta circolazione nel reticolo delle fratture. Acque purissime, in cui giocano tra loro bolle e colori. Ci sono poi sorgenti alimentate esclusivamente da grandi reticoli carsici, e in questo caso è la pioggia a deciderne la sorte. In secca, quando le precipitazioni sono scarse, irruente in caso di intense piogge, in grado di aumentare d'improvviso la loro portata di diverse migliaia di litri al secondo, come ad esempio la sorgente della Foce. Tutto è possibile. Basta pensare al PIS del Pesio. Per quasi tutto l'anno rimane asciutto, ma quando le piogge abbondanti o la neve che diventa liquida fanno aumentare la quantità d'acqua dentro le montagne, il PIS si attiva, lanciando il suo affascinante getto d'acqua verso il mondo esterno. Queste sorgenti, apparentemente infinite, alimentano da sempre i corsi d'acqua in superficie, sostenendoli con portate rilevanti anche dopo lunghi periodi di siccità. Fin dall'antichità, l'uomo ha utilizzato queste acque sorgive per dissetarsi, per usi civili e industriali, per produrre energia idraulica. Il flusso idrico sotterraneo viene intercettato e raccolto con particolari opere chiamate captazioni. In alcune situazioni sono state realizzate delle piccole gallerie artificiali che dalla superficie raggiungono le zone acquifere nel cuore delle montagne, raccogliendo così questa preziosa risorsa. La sorgente Torano è una sorgente che viene definita carsica, nel senso che era alimentata da un condotto carsico ascendente che è stato anche esplorato dagli speleologi. Quando si decise la captazione di questa sorgente fu scelta un'opera di captazione molto particolare, molto intelligente, cioè una volta intercettata dalla superficie questo condotto carsico, questo sifone carsico, furono realizzati delle perforazioni che, raggiungendo il condotto carsico, consentivano all'acqua contenuta nel condotto di risalire per effetto dei vasi comunicanti all'interno di questi pozzi e quindi di fuoriuscire. La sorgente Maretto è una sorgente che viene definita per trabocco o per soglia. Significa che la falda idrica che viene dalla montagna non può proseguire il suo percorso in orizzontale perché incontra dei terreni meno permeabili. Di conseguenza è costretta a traboccare, a superare questi terreni e quindi dà origine a questa sorgente. È come se fosse una sorta di bicchiere che viene via via riempito. Se si riempie fino all'orlo non si ha trabocco, se si continua a riempire si ha il trabocco, cioè si ha la fuoriuscita della sorgente. Grandi vasche raccolgono le acque emergenti, che qui ritrovano la tranquillità e depositano i sedimenti trasportati durante i periodi di piena, quando il flusso è particolarmente elevato. Attraverso sezioni regolari dette bocche a stramazzo, l'uomo riesce a misurare con precisione le variazioni stagionali della portata idrica. Successive vasche raccolgono l'acqua sorgiva che viene immessa nella rete acquedottistica attraverso un grande filtro, il cipollone. Dalle captazioni inizia così il lunghissimo percorso verso le case, attraverso grandi tubi d'acciaio. Gli antichi romani
avevano già compreso l'importanza dell'utilizzo delle sorgenti carsiche e infatti dagli Appennini portavano l'acqua fino a Roma, con lunghi acquedotti per dissetare la popolazione, alimentare le terme e soddisfare i diversi bisogni della città. A Napoli costruirono una grande cisterna, la Piscina Mirabilis. Era un importante serbatoio che, oltre a servire la popolazione locale, forniva acqua potabile alla più grande flotta del Mediterraneo. Nel tempo seguirono altre importanti opere, come l'acquedotto Carolino, realizzato nel 1753, che portava l'acqua dalle sorgenti carsiche degli Appennini alla reggia di Caserta. Nel Novecento ci fu un incremento della popolazione nelle grandi città. Per questo furono edificati altri importanti acquedotti, ancora oggi utilizzati, per il prelievo dell'acqua dalle grandi sorgenti carsiche. In occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei minatori, l'azienda governatoriale Elettricità ed Acqua di Roma ha offerto un rancio ai 2400 minatori che in 23 mesi di lavoro hanno perforato e quasi interamente rivestito 30 km di gallerie del primo tronco del grande acquedotto romano del Peschiera, che dalla valle del Velino convoglierà nell'urbe con un percorso di 80 km una massa di 4.000 litri d'acqua al secondo, raddoppiandone l'attuale dotazione idrica. L'acqua del Torano proviene dal massiccio del Matese, scaturisce da numerose sorgenti e attraverso la valle dell'Inferno raggiunge Piedimonte d'Alife. La sorgente del Torano rappresenta una delle principali fonti di alimentazione del nuovo acquedotto, che insieme a quello del Biferno e del Serino provvederà al rifornimento idrico della città di Napoli e di 157 comuni, delle province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, nonché delle isole Procida e Ischia. Ai nostri giorni, grandi e piccole reti acquedottistiche conducono l'acqua delle sorgenti carsiche e delle falde sotterranee di pianura fino ai rubinetti delle nostre case per rispondere a tutti i nostri bisogni. Chilometri di acciaio, stazioni di controllo che sembrano navicelle spaziali. Le condotte addomesticate riprendono l'ingegno degli astuti avi e sfociano in grossi serbatoi, alimentati in continuo dalle acque provenienti dalle sorgenti. L'uomo moderno ha sete. Usa acqua come se ognuno avesse un suo cielo a disposizione e non pensa minimamente alle cisterne che si svuotano. Per fortuna però arriva la notte e i rubinetti si chiudono e i serbatoi possono caricarsi per un altro giorno di ordinario lavoro. Mamma, quante volte ti ho già detto che non bisogna sporcare l'acqua?
avvicino, mi avvicino.